Avvocato, ecco, cosa sta succedendo a un noto imprenditore come il dottore Moncada, che sta arrivando così un po' all'esasperazione a questo gesto? Se ci vuole raccontare brevemente, non so com'è andata la situazione e perché si è arrivati a questo punto, almeno presumibilmente. No, lei è colto nel segno, io esattamente come sia andata non lo so, mi hanno chiamato e ho trovato il mio cliente, il geometra Moncada, che peraltro conosco da tanti anni e seguo da tanti anni, che ha fatto questo gesto, che evidentemente è il gesto di un uomo disperato posso presumere, da oltre 10 anni di vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, tutte ad oggi conclusesi con archiviazioni o con soluzioni, a parte ovviamente quelle che sono oggi pendenti, e ci sono delle attività giudiziarie che lui ha evidentemente ritenuto ingiuste e che hanno, almeno così diceva, ritiene che ledano in maniera irreversibile l'onorabilità sua e della sua famiglia. Su tutte queste vicende posso dire che noi, ravvisando delle stranezze, delle circostanze particolari, abbiamo già avanzato un esposto al CSM che è stato inoltrato anche al Ministro di Grazia e Giustizia, al quale è stato chiesto anche un intervento ispettivo ad Agrigento sul comportamento sulla gestione di alcuni fascicoli, e anche alla Procura di Caltanissetta per valutare la ricorrenza di ipotesi delittuose. Ora il resto non posso dire e non so, valuteremo nei prossimi giorni, sentire una conferenza stampa, ma sicuramente è il gesto di una persona che è stanca, esasperata e che, essendo una persona onesta e sentendosi una persona onesta, non vuole che la propria onorabilità sia messa in discussione da vicende giudiziarie che lui ritiene assolutamente infondate. Per la verità, anche come ho detto, la mancanza di un esito negativo o positivo a secondo dei punti di vista nei suoi confronti giustifica questo suo atteggiamento. Per il resto non so effettivamente cosa aggiungere, se non il dispiacere di vederlo lì sopra e il dispiacere che riguarda non solo lui ma anche la giustizia e l'amministrazione della giustizia. Allora, io stamattina ho depositato giusto un atto per lui in procura, l'ho chiamato perché avevo bisogno di un'informazione e non mi ha risposto, questo alle 8:15, 8:20. Dopodiché ho parlato con il collega, l'altro legale, che anche lui l'aveva cercato e non lo sentivano. Abbiamo chiamato casa e ci avevano detto che era uscito, ma non sapevamo più dove era. E poi il figlio, credo Gabriele, sì, il figlio Gabriele, sì, ci ha avvisato che suo padre era qui. Io sono arrivato alle 9:15, 9:20, non c'era nessuno, c'era soltanto lui e il fratello e nessun altro. E poi man mano sono arrivati tutti i carabinieri. C'è una mediazione in atto tra lui, magari qualcuno di fiducia? Perché vediamo no, parla sempre al telefono, al telefono, ma non so chi è, credo che sia un funzionario, non ho capito se è un funzionario della prefettura, perché purtroppo non siamo riusciti ad avere comunicazione con lui. Cioè io lo chiamo e lui mi stacca la telefonata, il che chiaramente, siccome i nostri rapporti sono ormai rapporti molto consolidati, ovviamente mi fa preoccupare perché è proprio veramente esasperato. Parla di un interrogatorio di diverse ore che è avvenuto recentemente in procura, forse questo? Lui nell'arco dei vari procedimenti che lo hanno visto coinvolto, da 10 anni a questa parte, credo che non sia mai stato sentito, nonostante abbia fatto ripetute e reiterate richieste, e anche di questo lui si lamenta sicuramente. Un sequestro di somme recentemente? Un procedimento che c'è stato un sequestro di somme nel quale il procuratore procedente ha chiesto la emissione anche di un'ordinanza cautelare personale che gli è stata rigettata dal GIP. Il pubblico ministero ha fatto legittimamente appello al Tribunale della Libertà di Palermo, che ha confermato la decisione del GIP rigettando la richiesta del pubblico ministero, che non contento ha fatto anche ricorso in Cassazione, anch'esso assolutamente rigettato dalla Cassazione. La stampa ha dato notizie solo della conferma del sequestro, che essendo una misura reale ovviamente ha un grado di attenzione sicuramente inferiore, magari sto dicendo anche una cosa poco ortodossa, ma in effetti realmente è così. Mentre per quanto riguarda la misura personale, certamente c'è un grado di attenzione maggiore e le istanze del PM sono state totalmente disattese.